Ma perché tutto questo sforzo per 70, 80 anni? A me non mi interessa, non può essere niente. Cioè, devo fare tutta questa fatica per poi... Forse devo fare tutta questa fatica perché poi dopo si va avanti, penso io. Dopo, nel senso di... No, adesso voglio fare lo spirituale, vuol dire, però che capisco che il compito che ci ha affidato oggi, io ritorno a dire l'esempio dei benedettini, perché loro non si sono messi lì con l'idea di comunicare al mondo, di fare... Benedetto non si è mai mosso sul gatto, non si è mai mosso da lì, anzi, se avete in mente la pazzia era una roccaforte, proprio coliviana, c'è una roccia. Eppure pregava tutto il giorno, lavorava tutto il giorno e ha cambiato l'Europa. Come mai? Perché si comincia a sperimentare questa compagnia. Quando lei diceva prima siamo soli, io vorrei mettere in discussione questa cosa. Siamo soli. Se lei non lo dice qua, no. Ma bisogna cercare questa compagnia che è più grande, come dicevo prima. Lo Spirito Santo, il Consolatore, è vero o non è? Cioè, bisogna cominciare a essere sinceri, è vero o non è vero? È vero o non è vero questa gratuità, questo amore, cioè, se no lasciamo stare a fare gli altri. Cioè, o sfidiamo questa vicenda della nostra esperienza personale quotidiana, tale per cui uno ti guardi e dice, ma tu sei quello dell'altra volta, sì, sei lo stesso, ma non sei tu quello lì. Eppure ti muovi in un altro modo, eppure fai un'altra cosa. Oppure è inutile che c'è una civica, un peso in più che abbiamo, però dobbiamo essere sinceri, se la nostra vita trova più soddisfazione come ipotesi partendo da qua o come ipotesi partendo da quello che è il nostro modo di vedere. Io riconosco che non sono in grado ancora di essere fino in fondo così, ma mi attira, cioè mi piace di poter domani mattina dire come posso testimoniarvi, il mercato col banco alimentare in Italia, il mercato agroalimentare è cambiato, perché si è introdotto giorno dopo giorno, senza essere neanche quasi cosciente, questa gratuità. E oggi certe aziende, certi imprenditori ce lo riconoscono, certi manager ce lo riconoscono e si aggregano a noi, magari te lo dicono sottovoce perché hanno ancora paura. E certa gente ha fatto delle scelte donando di sé, del tempo, delle energie, dei soldi per questa cosa qua. E questa è una rivoluzione che, ripeto, non so quando la vedrà qualcuno. Boh, però l'Europa è nata. L'Europa è diventata l'Europa che oggi definiamo come tale grazie al fatto che quelli sono messi lì, pregavano, lavoravano dentro un convento. E si devono scegliere tra lavorare e pregare. Pregavano. Quindi, allora, ciascuno come conto, noi non siamo benedettini, però non possiamo pensare di far finta di niente. Questo è quello che mi interessa. È che, come dire, questa indicazione che questa educazione, questa compagnia che il Papa ci fa, o la prendiamo, come dire, come un'ipotesi che ha a che fare con la quotidianità personale, non della collettività, almeno inizialmente personale, per cui uno verifica nel proprio lavoro, no? Se questo atto di gratuità è vero e cambia. A me è cambiato. Quando poi mi sono accorto appunto del mio aspetto particolare del cibo, che non posso neanche dire che l'abbiamo inventato noi il cibo che non ci siamo trovati, ho preso più coscienza. Quando immagino certe situazioni che ho vissuto, che se non c'erano delle persone che venivano incontro e mi guardavano in un certo modo e mi salvavano, oggi non posso non guardare, e qualcuno comincia a guardare altri perché si è sentito abbracciato da un bene che gli ho parlato io e qualcuno l'ha parlato a me. Ma tutto questo quando è cominciato? Perché c'ha una data all'inizio tutto questo. Non è un'idea, io quello che vorrei alla fine di questo qua, quello che sto dicendo, non è un'idea, ha una data.
che è parte di Cristo sulla terra. Perché da lì in poi i primi si sono sentiti guardati in un certo modo, voluti bene in un certo modo, e poi hanno cominciato a voler bene ad altri. Infatti i primi cristiani, quelli proprio i primi del 34, voglio dire, le famose donne che si trovano sotto il Tempio, la prima azione che hanno fatto i cristiani non è stata la liturgia, non è stata l'Eucaristia, è stata la carità. I diaconi erano coloro che servivano i più poveri tra quelli della comunità. La carità è stato subito l'atto primo che l'esperienza cristiana ha messo in atto. Ma perché? Perché era l'organizzazione, l'efficienza, il problema? No, perché avevano ricevuto un atto di totale gratuità nell'incontro con Cristo, che era l'unica cosa che potevano, per dire agli altri cos'era Cristo, dovevano tentare uno stato di gratuità, pur parziale, ma l'unica cosa era questa. Infatti dice anche San Paolo, di tutto, no, la carità è la cosa più importante, perché è l'atto creativo di Cristo. Bisogna giocarsela, bisogna, siamo alla finale, quindi o vinciamo o perdiamo. Io perdo e dopo partito, cosa che sono finalista, fossi interista sarebbe più adesso non so se mi sono spiegato, non è un problema di sistema, è un problema, mi permetta, tu innalzi quello che è il tuo desiderio di vivere felice, oppure se il tuo problema è io devo sistemare gli altri, e alla fine devo aiutare i giovani, i giovani ti vengono a dire perché vedono che tu sei vivo. Fossati, quando ho iniziato l'esperienza del banco alimentare, da cosa rimase colpito di Don Giuseppe? Perché lui aveva 5 figli che non gli davano retta, eppure lui diceva io ho messo tutto questo per loro, e invece rimase colpito Don Giuseppe perché una volta vide che parlava davanti a 2000 ragazzi tutti in silenzio, che lo ascoltavano, prendevano appunti, scrivevano tutto, e quando ha smesso li sono andati tutti incontro e lui ha detto guarda che bisogna sembrare un po'. Vabbè, 5 figli che ho fatto io, che ho mantenuto, van via, e questo qua c'è di 2000 ragazzi che, anzi magari mi chiede anche di andare a fare caritativa al fondo comune e non lo vuole dare per me. Da lì cominciano a interessarsi a questo modo. E ha fatto poi il miracolo ancora del banco, perché poi ci ha aiutato, continua a aiutarci loro, i suoi figli a recuperare perché ha perso lo scopo. A tal punto che uno dei figli l'anno scorso ci ha dato 800.000 euro per fare finire il magazzino del quartiere, dopo che suo padre era morto nel 95, quindi 15 anni fa. Proprio per quell'esperienza mi ci ha detto di come io ho visto mio padre felice da quando mi ha incontrato, e lui era il figlio maledetto, perché in quel periodo era in America, scappato e voleva sapere chi era, sapete come si chiama la parola, davi tutto che voleva. Ecco, se non ci sono altri interventi, volevo tentare di dare una risposta alla signora in modo molto più semplice, modesto, dicendo semplicemente che questo lavoro che noi abbiamo fatto, questi 4 incontri, sono comunque una testimonianza. Ecco, è chiaro che questo è l'inizio di un lavoro che deve essere continuato, un approfondimento che deve proseguire fino a quando non ha incontrato la nostra sensibilità, la nostra condizione, e non ha fatto crescere un valore